Professore, adesso mi sposto per parlare invece di banche e di mutui. Buongiorno alla ospite di oggi, la rinegoziazione del mutuo. Che cos'è? Questo lo chiediamo buongiorno, a Giulia Clarizio, Consiglio Nazionale del Notariato. Buongiorno, ben ritrovata. Abbiamo parlato moltissimo di rinegoziare un mutuo. Tra l'altro sono molti gli italiani che lo stanno rinegoziando proprio perché sono un po' alzati, no? Notaio. È una parola difficile, ci si incespita sopra, in realtà è una cosa molto facile. Allora, rinegoziare cosa vuol dire? Ritornare a fare il negozio. Il mutuo è un contratto e noi a questo punto possiamo cambiare tutte le cose fondamentali anche di questo mutuo. Quindi tra il mutuatario e la banca si ritorna su questo mutuo, si fa un accordo nel quale noi possiamo modificare la durata, il tasso e quindi conseguentemente anche la rata. È quindi una possibilità che viene data a tutti per poter fare in modo che questo mutuo che abbiamo magari stipulato quando le condizioni erano diverse adesso sia più aderente alle mie necessità. Il mutuo a tasso variabile. Ad esempio dal tasso variabile si può passare al tasso fisso, si può passare anche ad un aumento della durata, quindi la rata sarà più sostenibile rispetto alle mie nuove esigenze. Allora, quando è necessario l'intervento del notaio, vediamo questa grafica così riusciamo a commentarla insieme alla nostra ospite. Vediamo un po'. Allora, rinegoziazione mutui con la stessa banca quando non c'è intervento del notaio, invece quando serve, quando c'è l'intervento del notaio. Prego. Io vorrei dire subito che la rinegoziazione il mutuatario può farla senza l'intervento del notaio, quindi è residuale la situazione in cui noi avremo l'intervento del notaio. Questo sarà richiesto quando ad esempio si vuole che effettivamente di questo negozio non si sappia soltanto tra la banca e il mutuatario che in fondo in banca se lo sono cambiato e hanno trovato delle condizioni più vantaggiose per il mutuatario, ma di questo venga data notizia, sia possibile la conoscenza da parte di tutti. Quindi quando si dice che se si vuole che viene annotato, ovviamente questo atto sarà fatto tramite il notaio. Ma questo, ripeto, anche quando ad esempio si vuole chiedere un intervento del notaio perché il notaio ci aggiunga quel qualcosa di più che è la sua professionalità tipica. Ecco, per cui proprio parlando di professionalità chiediamo quali sono i consigli che voi date ai cittadini che ad esempio si apprestano a fare un mutuo oppure a cambiare banca. Allora, il cittadino secondo me dal notaio ci dovrebbe andare non nel senso perché ci deve andare, ma perché ci vuole andare, perché gli fa piacere, perché finalmente questo notaio lo sfrutta un po' di più e gli chiede tutto quello che gli sembra così strano e che magari è così lontano. Come sto facendo io con lei adesso? Sto facendo lei, perfettamente. Allora a questo punto, prima di fare un mutuo, quando si vuole cambiare banca, quando anche si vogliono cambiare ad esempio gli accordi che c'erano tra la banca e il mutuatario, quindi in caso anche di rinegoziazione. Ecco, il notariato ha anche realizzato una guida dedicata ai mutui, dove possono trovarla i nostri telespettatori? Assolutamente, la guida del mutuo informato è stata fatta insieme a delle associazioni di consumatori, possiamo trovarla presso gli studi notarili, presso l'associazione dei consumatori, nel nostro sito www.notariato.it. Grazie Giulia Clarizio. Grazie infinite, complimenti. Adesso diamo la linea alle previsioni del tempo insieme al nostro colonnello. Eccoci qua. Allora, con la rinegoziazione del mutuo, buongiorno nuovamente al nostro notaio che è spuntato. Non mi fate andare via. No, ma io la terrei qua volentieri anche perché è un argomento molto interessante e molto importante, sicuramente appunto di grande interesse, largo interesse per i nostri telespettatori. Voleva dare un altro consiglio, vero notaio? Volevo ricordare che la consulenza dal notaio è gratuita e che forse questo magari sfugge. E quando è gratuita, è gratuita. Grazie. Venite e sfruttate i notai. Grazie. Venga qua con noi, lanciamo il telegiornale, stia con noi. Notaio che insomma, la presenza femminile è così bella, ecco, non ce la facciamo sfuggire, tanto facilmente, vero colonnello? Certo. Via il telegiornale, via il TG1, ci ritroviamo dopo, a più tardi.